Sono 17 i lecci ammalati qui in Via dei Martiri, un attacco parassitario che, come vedete, piano piano sta uccidendo tutte le foglie degli alberi. Assessore, che cosa sta succedendo? È un piccolo parassita, diciamo, che sta intaccando i nostri lecci, un pezzo di storia della nostra città, provocando dei danni fogliari. Qui potete vedere le varie fasi, no, dei danni che sta facendo questo piccolo parassita, con la foglia che poi va completamente in collasso, decretando proprio la sofferenza poi della pianta. Siamo intervenuti immediatamente con SIS attraverso un trattamento endoterapico. Sono delle iniezioni che aiutano la pianta poi a reagire a questo attacco parassitario. Nel 90% dei casi la pianta reagisce in maniera positiva. C'è un leccio però che rischia di morire. Sì, sono 17 i lecci che sono malati, perché poi il parassita ha una diffusione molto rapida, i lecci sono tutti allineati, 17 sono quelli malati, 16 molto probabilmente guariranno tutti, uno è messo un po' in condizioni un po' più precarie. Predisporremo ovviamente la sostituzione con un albero idoneo. Assessore, a rischio uno dei simboli più importanti della città. Assolutamente, i lecci sono il simbolo di questo viale dei Martiri è una delle pagine più tristi della nostra storia, per cui preservarlo e tutelarlo credo che sia una priorità di tutti.